Dobbiamo gestire oggi un paesaggio diverso e questi libri ci dicono e ci danno l'allarme per poter muoverci nella giusta direzione e affrontare questo tema con la preveggenza e la capacità e e l'abilità del buon padre di famiglia. Unico nel suo genere, il premio letterario Gambrinus Mazzotti arriva alla sua 41esima edizione e porta all'attenzione dei lettori i temi della grande attualità. L'ambiente con le sue fragilità, la naturale inclinazione dell'uomo all'esplorazione, il viaggio, lo spazio. Per la sezione Montagna, Cultura e Civiltà vince L'inventore delle nuvole di Franco Faggiani, giornalista freelance, suoi diversi reportage nelle zone più difficili del mondo. Per la sezione Esplorazione e Viaggi la spunta La carovana del sultano di Marco Haim, un pellegrinaggio medievale che attraversa e racconta il nord dell'Africa. Per la sezione Finestra sulle Venezie trionfa Gilles Bertrand, tra i massimi esponenti della storia del Carnevale di Venezia. Abbiamo opere di altissimo livello scientifico, di altissima divulgazione scientifica e quelle che abbiamo premiato, vi prego di notare che sono anche opere di professori universitari, di ricercatori e che sanno però parlare, sanno spiegare. Il libro prende il lettore e lo accompagna all'interno della vicenda, ecco, questo è un libro che già merita di essere considerato. In questo caso le opere vincitrici hanno tutte qualche caratteristica originale, diciamo, ecco, quindi l'originalità direi che è stata significativa. Premio speciale della giuria al libro Alberto Alpagonovello Architetture a Belluno di Damiano Iacobone. Sabato 18, sempre in Camera di Commercio nella Sala della Borsa, saranno in gara i 3 finalisti per il super premio. La voce dei lettori, 40 giurati, tra questi studenti, docenti e artisti, rappresentanti di associazioni che celebrano e raccontano l'ambiente e il turismo. Nel caso della storia del Carnevale di Venezia, l'originalità dell'opera risiede appunto nel fatto che ci tenta questo percorso, come dire, diacronico sulla lunga durata, cosa che smantella, come dicevo in conferenza stampa, questa idea monolitica che noi abbiamo del Carnevale, che ci sembra sempre esistito, invece non è così, e ha avuto i suoi alti e bassi e soprattutto è stato utilizzato dalla Repubblica come un'operazione politica.